L'ultimo atto di questa 3 giorni delle finali nazionali della LND. L'ultimo match è quello che mette in palio il titolo di campione regionale juniores under 19. Vigor Perconti contro Sestese, un match tra due squadre pluridecorate e anche tutto pieno qui allo stadio Città dell'Aria di Guidonia Montecelio, dove si gioca questa partita. Dicevamo, due squadre pluridecorate. La Sestese, campione in carica, vincitrice l'anno scorso di questa competizione, contro la Vigor Perconti, che il titolo se l'ha giudicato 3 volte nella stagione 2011-2012, nella stagione 2014-2015 e nella stagione 2015-2016, e dunque sarà assolutamente una gara da non perdere. Squadre che sono schierate sul terreno di gioco, e allora andiamo a vedere le formazioni. Vedete la Sestese in rosso-blu con lo scudetto di campione in carica sulla maglia, il 4-3-1-2 di Alessandro Rossi che schiera Fantini tra i pali, linea difensiva con Scarpelli, Napolitano, Kelly e Papucci in difesa, Bravi, Gaffarelli e Zei a centrocampo, Nesti sulla tre quarti alle spalle di Patrignani e Fiorentino. Il 4-3-3 dall'altra parte di Stefano Fabi con Eliseo tra i pali, Roselli, Santoro, Gaglione e Mancini in difesa per la Vigor Perconti, ovviamente Proromo, Russo e Cerrato a centrocampo, Panetta, Ferla e De Angelis in attacco. Andiamo a vedere anche le panchine, partendo dalla Sestese: Tabani, Atuman, Biscardi, Cesarano, Menchetti, Mernacai, Pecori, Verzicco e Ferro. Le alternative per Stefano Fabi con Cacciotti, Cocchieri, Cellupica, Carnovale, Simone Cascioli, Cristiano Cascioli, Roberto Pasquali e Franzi. Arbitro dell'incontro Alessandro Copelli della sezione di Mantova, assistenti Luigi Pisani di Nocera Inferiore e Pablo Lemos della sezione di Nola. Quarto uomo Marco Costa di Busto Arsizio. È una partita questa molto interessante, perché la Vigor Perconti è la quinta finalissima nazionale della propria storia, e invece la Sestese, che è espressione, come detto, di Sesto Fiorentino, mentre la Vigor Perconti della capitale di Roma, quindi siamo a pochi passi da qui, è una formazione molto consolidata, ha giocatori di assoluta provata esperienza, e come detto sono due squadre che questo titolo l'hanno già portato a casa nel più o meno recente passato, e siamo curiosi dunque di capire come andranno le cose, perché questa partita poi chiuderà il cerchio. Siamo partiti venerdì, le gare di ieri, quella di questa mattina tra Piacenza e Treviso, e adesso l'ultimo atto davvero con Vigor Perconti contro Sestese. Questo è un campionato organizzato da ciascun comitato regionale sulla base di uno o più gironi, e poi i singoli comitati comunicano alla segreteria il nominativo della società vincente, e dunque l'epilogo della fase nazionale sta per iniziare. Intanto la partita vedrà di fronte due formazioni che hanno nel proprio curriculum la possibilità di riportare il tricolore a casa. Siamo pronti a partire con la Sestese, che è in rosso-blu, la Vigor Perconti invece è in bianco. Sestese che ha lo scudetto sulla maglia e darà il primo giro al pallone. Sul punto di battuta ci sono il numero 8 Nesti,
c'è anche Fiorentino da quelle parti e anche Zei, e si parte. Dunque inizia l'ultimo atto di queste finali nazionali, dunque con la Sestese in possesso di palla. Rispetto alla vostra visuale, attaccherà da sinistra verso destra la Vigor per Conti, ovviamente sul fronte opposto la formazione toscana adesso che manovra con Gaffarelli. Si passa da Kelly e Napolitano, che sono i centrali difensivi. Sul centrodestra c'è Scarpelli, ignorato, e allora ricomincia dal lato mancino la squadra allenata da Alessandro Rossi. Si fa vedere Patrignani con il numero 7, la sfera è per Fiorentino in area di rigore, il pallone che però viene contrato e parato da Eliseo. Tantissimi tifosi, soprattutto ovviamente della Vigor per Conti, perché insomma il chilometraggio è limitato, siamo alle porte di Roma e la Vigor per Conti è espressione proprio della capitale, ma tanti sostenitori anche della Sestese. Protesta proprio la Vigor per un possibile fallo in attacco che non viene rilevato dall'arbitro, e dunque lo stadio Città dell'Aria dà il meglio di sé, con la tribuna che adesso non vedete ma che è sotto la nostra postazione totalmente gremita. Sulla parte destra i sostenitori della Vigor per Conti, proprio sotto di noi. Dalla parte sinistra invece i sostenitori della Sestese, che adesso è in possesso di palla con Bravil. Fa girare il pallone per Gaffarelli, allarga sulla sinistra dove c'è Papucci, si fa vedere anche Zei, il pallone per lui. Gaffarelli, ancora Zei, all'indietro per il capitano Kelly, Pietro Kelly, il lancio per Papucci, ma controlla Roselli, che solo però controlla non benissimo, e allora Patrignani all'interno dell'area di rigore. Patrignani vince un contrasto, Patrignani il destro fuori non di molto. Primo assalto della Sestese, 2 minuti e 25 secondi, 0-0, ma primo squillo della squadra di Alessandro Rossi. E rivediamo l'opportunità capitata a Niccolò Patrignani, che ha vinto un paio di contrasti e poi ha liberato il destro al lato, non ha centrato lo specchio della porta di Alessandro Eliseo. Proprio Eliseo che adesso va al rinvio lungo. Due formazioni che hanno anche una grande storia, una grande tradizione. Poi ascolteremo nel dettaglio le interviste sia al team manager della Sestese Domenico Rossi e al presidente della Vigor per Conti Maurizio Per Conti, che ci racconterà anche come è nata questa squadra. Formazioni che hanno ovviamente, se sono qui, avuto un percorso lastricato di successi. La Vigor per Conti ha terminato al primo posto la regular season dopo aver vinto con la Polisportiva De Rossi per 2-1 ai playoff. Ha avuto accesso direttamente alla semifinale, mentre al secondo e terzo posto si sono piazzate Savio e Atletico Torrenova. È arrivata alla finale scudetto battendo in semifinale la Laikos Tolve. Per quanto riguarda la Sestese, partita non benissimo. Nel campionato regionale sono stati sotto in classifica, poi hanno rimontato. Attenzione però a Patrignani, il destro respinto dalla difesa della Vigor per Conti. Dicevamo, sono partiti non benissimo e poi hanno recuperato fino al +2 da -6. Le fasi finali invece sono state un susseguirsi di vittorie contro il Campitello, squadra umbra, contro il Fiorenzuola 1-0 in casa e 2-0 in trasferta, in semifinale contro la Liguria 3-1 in casa, 1-0 in trasferta. In semifinale il Legino sconfitto, per arrivare qui all'ultimo atto, quello che mette in palio il titolo.
di campione juniores under 19 regionale. Inquadrato l'estremo difensore della Sestese Fantini, che va alla rimessa corta. Gaffarelli, il costruttore di gioco. Dall'altra parte invece c'è Russo con il numero 6 che gioca in mezzo al campo, con Cerrato e Proromo che sono interni ai suoi lati. Kelly, Zei all'indietro per Napolitano, prova ad andare verticalmente, non c'è spazio, allora Patrignani, si fa vedere Papucci. Patrignani preferisce andare in zona centrale, si riparte da Gaffarelli, prova addirittura il destro, posizione impossibile, non fosse altro per la distanza, prova la conclusione anche Nesti, anche il suo tentativo rimpallato, ma è sempre la Sestese con la Vigor Perconti che si chiude in maniera ordinata e prova adesso a ripartire con Cerrato che viene messo a terra per l'arbitro in maniera regolare, e poi lo stesso Cerrato, secondo il direttore di gara, che lo ricordiamo è Alessandro Copelli di Mantova, cadendo si è aggiustato il pallone con una mano, ha fatto proprio il gesto del tocco di mano, e dunque calcio di punizione proprio in favore della Sestese di Alessandro Rossi, e va Andrea Gaffarelli alla battuta con il destro, traiettoria che dovrebbe premiare almeno nelle intenzioni un saltatore. Due uomini in barriera per la Vigor Perconti. Vigor Perconti che oggi gioca in bianco, ma normalmente sono blaugrana, e anche il logo della società somiglia a quello del Barça. La traiettoria di Gaffarelli non è perfetta, poi il servizio verticale per un compagno di squadra, si trattava di Bravi che cade a terra ma senza un'azione irregolare, e allora la Vigor recupera il pallone, lo fa con Marco Mancini che andrà alla battuta del fallo laterale. De Angelis ha provato a controllare il pallone, non ce l'ha fatta. De Angelis, che è anche capitano con la maglia numero 10, ha qualcosa da dire all'arbitro e viceversa. E allora un breve conciliabolo tra De Angelis, l'arbitro, e Bravi. Già battuta la rimessa, la Sestese rimane in zona offensiva. Scarpelli, Patrignani, il numero di De Angelis che poi libera col sinistro, in qualche modo c'è una trattenuta, credo di Napolitano, nei confronti di Ferla, che fa un po' storcere il naso, e utilizzo un eufemismo, i sostenitori della Vigor Perconti. Tanto c'è da rettificare la posizione di battuta e anche chi deve battere la rimessa laterale, che è la Sestese, che è in area di rigore. Mancini libera, prendendo anche un colpo violento, e infatti c'è l'indicazione del fallo, e adesso Mancini e Fiorentino si scambiano un 5. È anche giusto che sia così, lo abbiamo sottolineato in questi giorni. Certo che c'è tensione, certo che c'è volontà di portare a casa il risultato pieno, ma questo non deve far dimenticare che la sportività che abbiamo sottolineato anche questa mattina quando abbiamo commentato Piacenza-Treviso, l'Under 19 nazionale.
Vittoria del Treviso per 2-0 che avete seguito come tutte le altre partite anche dei giorni scorsi e come questa sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti in streaming gratuito. Riparte la Sestese con Kelly che scarica verso Gaffarelli, la pressione da parte del numero 7 Pro Romo che chiama i suoi a salire un po' di qualche metro. Il rinvio da parte di Fantini dove sale di testa Gaglione. Gaffarelli ha toccato già tantissimi palloni il numero 5 della Sestesi. Va in verticale, De Angelis lo stoppa ma solo per un attimo. Bravi si fa vedere ed è servito proprio Gaffarelli che va al traversone e c'è il gol di Fiorentino. Cambia il risultato all'11° minuto, vantaggio della Sestese con Fiorentino, Andrea Fiorentino, colpo di testa mortifero per Eliseo che non ha potuto nulla. All'11° del primo tempo la Sestese passa in vantaggio, ottimo il cross di Gaffarelli, Fiorentino di testa, è stato implacabile. Rivediamo azione che si è sviluppata sulla destra con Bravi, il pallone per Gaffarelli, cross di prima intenzione, colpo di testa molto bello da parte di Fiorentino. Vigor per Conti 0, Sestese 1, dunque al 12° del primo tempo si sblocca il match. Tanto qualche scintilla tra le due panchine. Vale il commissario di campo a calmare i bollenti spiriti, ma la tifoseria della Sestesi ovviamente ha gioito tantissimo. Fiorentino è andato ad esultare proprio sotto lo spicchio riservato ai sostenitori toscani. Adesso ci si attende la risposta della Vigor per Conti. Con Stefano Fabi che chiama i suoi ad accelerare, ad alzare un po' il baricentro. Calcio di punizione battuto da Mancini verso De Angelis, toccato duro da Bravi, calcio di punizione. Mancini vorrebbe il cartellino giallo che vediamo se arriva per Bravi. Rimane a terra De Angelis, non pare dello stesso avviso Copelli, ma aspettiamo per vedere se ci sarà il provvedimento disciplinare. Si rialza il numero 10 della Vigor per Conti, Damiano De Angelis, non c'è cartellino giallo, solo calcio di punizione. L'intervento era da Tergo, forse poteva meritare anche il cartellino giallo, però questa è la decisione dell'arbitro. Sul punto di battuta va il numero 11 Panetta. Vanno in 6 a saltare. Sestese che tiene tutti sulla linea di ingresso dell'area di rigore. Parte la battuta, arriva il destro da parte di Russo che termina fuori di pochissimo. La risposta della Vigor per Conti quando siamo quasi al quarto d'ora di gioco. Destro molto bello di prima intenzione, una specie di drop quello di Russo. Non era per nulla semplice. Ecco, rivediamo la battuta, la respinta dalla difesa sestese e poi il drop di destro violento, manca un filo di precisione al destro di Andrea Russo, centrocampista della Vigor per Conti, che però ha fatto vedere di avere nella faretra le possibilità di reagire dopo il vantaggio di Fiorentino all'11° minuto. Patrignani, il pallone di ritorno per Papucci, ancora Patrignani, libera senza fronzoli Roselli dalle parti di Ferla, in mezzo a due non può arrivare sulla traiettoria. Zei prova il numero, lo chiude, Pro Romo, Panetta,
Ottima la giocata per Cerrato che ha tanto spazio. De Angelis, pallone un po' arretrato, si fa vedere Mancini sul lato sinistro, non va direttamente al traversone, vuole rientrare sul destro, traiettoria deviata che arriva sul secondo palo e ci sarà calcio d'angolo per la Vigor Perconti, il primo corner dell'incontro è per la formazione laziale. Va Panetta a prendere l'incombenza della battuta di questo calcio d'angolo. Traiettoria con il sinistro e attenzione perché c'è un trenino stile Arsenal, quello della Vigor Perconti. Arsenal che ha costruito tante delle proprie fortune in campionato e non solo sullo schieramento particolare all'interno dei calci piazzati, soprattutto dei corner. Anche in questo caso vedete che posizionamento molto particolare quello della Vigor Perconti per provare a pungere dalle parti di Fantini. Panetta studia e va col sinistro, pallone però imprendibile per qualunque schema. È rimasto anche un giocatore a terra, ma è chiaro che la traiettoria di Panetta era impossibile da correggere per qualsiasi compagno di squadra. Fantini ha già fatto ripartire i suoi, Kelly, ma da ripetere la ripresa del gioco col pallone in movimento, adesso è fermo e allora si può andare. Napolitano per Nesti, l'apertura non arriva il pallone dove avrebbe dovuto e allora la Vigor Perconti riesce a tornare sul pallone. Vigor che ha già recuperato il pallone ma lo perde subito. La sfera è per Patrignani. Eliseo ha fatto ripartire la Vigor Perconti con Russo. Mancini, Cerrato, ottimo il dribbling. Cerrato prova ad andare via Bravi, poi non passa rispetto al secondo avversario. Attenzione perché Fiorentino prende il tempo su Gaglione e poi guadagna il massimo. Ovvero la rimessa in zona d'attacco. Bravi, sfera per Zei, il servizio intendeva premiare Fiorentino, non è arrivato il pallone, si distende allora la Vigor Perconti. Panetta, zona centrale, può liberare il sinistro, la parata senza troppi affanni di Fantini. Mancini ha recuperato servendo Cerrato, ancora Mancini, zona centrale, chiama palla, servito Russo. Da questi a Roselli. Russo si avvicina, ma Roselli vorrebbe andare in profondità, scambia con Panetta. Ferla, tallonato da Kelly, Sestese che riparte con Patrignani.
Sbaglia l'impostazione la Vigor Perconti, ha ripreso il pallone la Sestese. Patrignani, va via Patrignani, avvicina a sé Fiorentino, sono in 3 su di lui, prova il destro senza problemi per Eliseo. Tanto Panetta contro Napolitano, servizio chiuso da Scarpelli, rimane a terra De Angelis. Stavolta non c'è fallo sul capitano della Vigor Perconti e qualche fischio alla direzione di Copelli arriva dalla parte ovviamente che tifa Vigor. E tanto c'è il giallo, il primo della partita per Patrignani dopo l'intervento in ritardo sul numero 8 Cerrato. Primo cartellino dell'incontro dunque quando ci avviciniamo al cooling break, perché siamo al 22esimo. Sestese in vantaggio 1-0, gol all'11esimo di Fiorentino con un colpo di testa servito da Gaffarelli. Kelly, Cerrato, De Angelis, ancora per Cerrato, il traversone morbido, troppo e anche impreciso. A buon gioco Fantini nel recuperare il possesso della sfera e rilanciare dalle parti di Fiorentino, che però è anticipato da Roselli che subisce anche fallo. Panetta contro Napolitano, Proromo, traversone basso per Ferla, Cerrato, deviato il tiro, Fantini la tiene dentro e non concede quello che sarebbe stato il secondo corner per la Vigor Perconti. Mernacai, Scarpelli non passa il suo pallone, deviato, guadagna comunque la rimessa con le mani. Bravi, fa sponda di testa, Patrignani anticipato da Mancini, De Angelis per Ferla, spostato fisicamente da Mernacai. Poi c'è Zei nel cerchio di centrocampo, Bravi allarga sulla destra dove arriva Nesti. Bravi prova ad andarsene, trattenuto in maniera irregolare, cooling break dal match per rinfrescarsi al 24esimo del primo tempo. Il punteggio lo vedete, Vigor Perconti 0, Sestese 1. Il gol all'11esimo realizzato da Fiorentino. Le due squadre dunque sono in pausa, questa è la Vigor Perconti. Intanto vedete il tabellone che recita Vigor Perconti Sestese 0-1 e vedete quanto si somigliano i loghi delle due squadre anche nei colori sociali. Ecco perché oggi la Sestese gioca in rosso-blu con lo scudetto sulla maglia, la Vigor Perconti invece in total white, in completa divisa bianca. Si riprende dunque e per questa seconda parte della prima frazione in cui la Vigor Perconti deve provare a fare
qualcosa in più per riequilibrare il match, ma la Sestese ha dimostrato perché, innanzitutto perché ha lo scudetto sulla maglia e poi la qualità del lavoro di questa società di Sesto Fiorentino, campione d'Italia in carica per questa categoria. Sul punto di battuta c'è Bravi, la battuta anzi è di Zei, il pallone sul secondo palo e c'è il gol, il raddoppio della Sestese, ma c'è posizione di fuorigioco. La rete era stata del numero 21 Mernacai, che si dispera, ma c'è stata la segnalazione dell'arbitro. Rivediamo la battuta di Zei, uscita non perfetta di Eliseo, possiamo dirlo ancora prima di rivedere l'azione. Poi il pallone che arriva in fondo al sacco, c'è stata la segnalazione del primo assistente Luigi Pisani di Nocera inferiore. Noi dalla nostra postazione non siamo in grado, anche con il replay, di stabilire se la decisione sia no corretta. Patrignani con la mano, dice la Vigor per Conti, non è d'accordo la Sestese, non è d'accordo neanche l'arbitro ed è l'unico giudizio che conta nella partita. Ma c'è ovviamente tanta tensione perché la posta in palio è alta, d'altronde prima del match un po' ha raccontato il cammino lungo un po' di tutte le squadre che sono qui in questa 3 giorni, perché chi è arrivato a queste finali nazionali ci è arrivato attraverso un viaggio lunghissimo, bello, fatto di più gioie che sconfitte, e giocarsi tutto all'ultimo atto comunque porta con sé un carico di responsabilità, anche di gioia, per cercare di portare il destino dalla propria parte. Intanto dialogo tra Fabi e Copelli dopo l'irregolarità fischiata a De Angelis in precedenza. Calcio di punizione in favore dei bianchi di Roma. Battuta rapida, Mancini, lato corto dell'area di rigore, fa passare per De Angelis, il destro di Vincente, il pareggio della Vigor per Conti con il numero 5 Santoro che pareggia i conti e va ad esultare 1-1. L'azione sul lato mancino di De Angelis, che ha trovato la sfera sul palo lungo, ed eccola l'esultanza di Riccardo Santoro per l'1-1 della Vigor per Conti quando siamo quasi alla mezz'ora. Rivediamo tutto, calcio di punizione, Mancini molto bravo, fa passare per De Angelis il sinistro e poi il destro facile facile di Riccardo Santoro per l'1-1. Partita bellissima. Intanto c'è un ammonito sulla panchina della Vigor per Conti, perché dopo il pareggio di Santoro era andato a risultare a ridosso della panchina della Sestese, e ovviamente sotto la nostra postazione i tifosi della Vigor sono in visibilio. Tante emozioni fino a questo momento, siamo solo alla mezz'ora e non vediamo l'ora di goderci gli altri 60 minuti. Lavoro extra per i commissari di campo. Le due panchine sono in palla almeno quanto i giocatori in mezzo al campo. Comunque, quello che è sicuro è che siamo sull'1-1. A Fiorentino ha risposto Santoro. La Sestese ha riconquistato il pallone con Bravi. Napolitano, Patrignani,
Mernakai. Il calcio riserva sempre tantissime sorprese. Mernakai aveva trovato lo 0-2 annullato e poi è arrivato il pareggio della Vigor per Conti, perché questo sport si appassiona a così tante persone e proprio perché è totalmente insondabile, è impronosticabile. Lotta Ferla, supera un uomo, non il secondo, ma Zei è intervenuto in maniera irregolare. Punizione per la Vigor nel cerchio di centrocampo. Manca un quarto d'ora, anche meno, più recupero alla fine del primo tempo. Ancora Vigor adesso con Panetta, prova il numero. Napolitano gli toglie il pallone e forse lo fa con un fallo. La segnalazione è arrivata dal secondo assistente Pablo Lemos di Nola. Bravi. Nesti allarga sulla sinistra dove arriva Napolitano, c'è Patrignani sulla sua verticale, servito. Patrignani ha recuperato la Vigor, lo fa con Panetta che si distende. Bravo Panetta, resiste a due uomini, bravi, forse lo ha trattenuto, anzi senza il forse, abbiamo visto per un attimo la maglia che si è allungata, tutto regolare, l'arbitro fa giocare. E non è la prima volta in questi 33 minuti che lascia correre. Il cross al centro era stato di Scarpelli, molto bello. Patrignani anticipato. Tante proteste questi 33 minuti. Vediamo Fiorentino, l'arbitro Copelli e Russo a colloquio nell'inquadratura stretta. Eliseo Santoro, l'autore del gol dell'1-1. L'apertura per Mancini, forse un po' lunga, bravo Mancini a tenerla dentro. De Angelis, il servizio per Mancini era molto intelligente, ma Mancini non poteva arrivare su quel pallone. E poi c'è il fallo in attacco di Ferla. Su un difensore della Sestese che rimane a terra. Mernakai ha già battuto per Kelly. Napolitano, Patrignani, controllo complesso, allontana Roselli, protegge Napolitano su Proromo, guadagna la rimessa. Patrignani va via a Russo, lo mette a terra Russo, si avvicina all'arbitro e anche per Russo c'è il cartellino giallo. Intervento in ritardo, ha sbarrato la strada all'attaccante della Sestese. Anche qui pochi dubbi sul provvedimento arbitrale di Copelli di Mantova. Calcio di punizione di cui si incarica Zei. Cinque uomini a saltare, arriva anche un sesto per la Sestese. Si tratta di Scarpelli. Arriva il fischio dell'arbitro, si può andare. La battuta
in area di rigore. Fiorentino anticipato, la rovesciata di Bravi, bravissimo Santoro ad allontanare di testa, e poi Scarpelli, anche la battuta di Kelly in area di rigore, e poi c'è il fallo di Patrignani su Cerrato. Il pubblico della Vigor protesta perché, lo ricordiamo, Patrignani è già ammonito, in caso di secondo giallo scatterebbe il cartellino rosso. Vediamo l'intervento leggermente in ritardo di Patrignani. L'arbitro ha ritenuto che ci fossero gli estremi solo per il calcio di punizione e nient'altro. Eliseo, la testa di Kelly, mette giù molto bene Zei, servizio per Nesti, Nesti col sinistro allontana Proromo, Gaffarelli, Zei, ancora lui sul fronte mancino, Nesti voleva forse il triangolo Zei, invece va al traversone Nesti in area di rigore, arriva Fiorentino il più rapido, poi Bravi, pallone ribattuto, primo corner per la Sestese, uno anche per la Vigor per Conti. Quando mancano 8 minuti più recupero alla fine del primo tempo, vedete in grafica il risultato. 1-1 a Fiorentino ha risposto Santoro. Gaffarelli dalla bandierina. Pallone sul secondo palo, allontana, lo fa molto bene Cerrato, poi Zei, ma attenzione perché Roselli è astuto, gli toglie il pallone e poi va in zona centrale dove De Angelis controlla, Scarpelli gli soffia la sfera e dunque la Sestese può ripartire proprio con Gaffarelli. Bravi, Patrignani cerca un pallone ad alto coefficiente di difficoltà che infatti non passa. De Angelis per Ferla, deve tenere il pallone in campo, non ce la fa. Nel momento in cui è andato al traversone col sinistro, forse il pallone era addirittura già uscito, ma poco importa perché comunque è andato fuori successivamente. Pochi tatticismi ed è bello anche così, le due squadre si affrontano a viso aperto, ci stiamo godendo un bellissimo spettacolo, due tifoserie molto calde, molto belle, colorate, rumorose e chiassose come si deve per una finale. Cerrato allontana di testa, Gaffarelli, alza un campanile, Proromo di testa, non può servire nessuno da quella posizione. Kelly, Nesti, Roselli fa carambolare il pallone su Nesti, poi la sfera prende un effetto molto strano che elude anche l'arrivo di Napolitano, che era giunto a sostegno del compagno di squadra ma di fatto non ha potuto giocare il pallone. 5 minuti, poco più recupero alla fine del primo tempo. Vigor per Conti 1, Sestese 1. Gaffarelli, servizio verticale a cercare Fiorentino, ma è arrivata la chiusura di Santoro, poi cade a terra Bravi, tutto regolare per l'arbitro. De Angelis, Proromo fa viaggiare Cerrato, si fa vedere ancora De Angelis, Proromo è da solo e ha un po' di spazio e può prenderlo tutto e invece decide di allargare dalle parti di Panetta. Pallone dentro, De Angelis quasi sulla linea del dischetto del rigore. Rimasto a terra Bravi, allontanato la retroguardia toscana, il pallone invece è
Capitolino. Marco Mancini a battere la rimessa laterale. Nel frattempo si è avvicinato Proromo per dissetarsi e anche per prendere qualche indicazione dalla panchina. De Angelis. Il controllo è complesso anche perché alle sue spalle aveva Scarpelli che lo ha un po' spostato per fargli perdere quel minimo di equilibrio che occorre per andare al controllo. Fantini, il rilancio è così così. Proromo su Gaffarelli, non c'è fallo o forse sì, vediamo dove sarà sistemato il pallone. Sì, c'era fallo, è stato rilevato dall'arbitro, la spinta su Gaffarelli. Fantini va alla battuta del calcio di punizione. Nessuna responsabilità ovviamente sul gol di Santoro per Fantini. Tanto Patrignani dall'altra parte, chiuso molto bene da Gaglione. Cerrato, Ferla fa passare dalle parti di De Angelis, ma Kelly è in vantaggio e preferisce non correre alcun rischio. Eccolo inquadrato il capitano della Sestese, Pietro Kelly. C'era punizione per un fallo precedente e allora il pallone torna alla formazione del Vigor Perconti, formazione romana. Russo e Proromo sul punto di battuta, probabilmente si andrà alla tocco corto per poi sviluppare l'azione da gioco. 43esimo in corso, 1-1. Roselli, pallone dentro, nessun problema per Fantini che esce, blocca in presa e vuole ribaltare subito il fronte dell'azione servendo Fiorentino che mette giù. Attende però l'arrivo dei compagni di squadra. Zei apre dalla parte opposta, imprendibile per Patrignani arrivare su quel pallone. Indicazioni per i due allenatori. Questo inquadrato è Alessandro Eliseo, portiere della Vigor Perconti, che insieme a Gaglione andrà alla rimessa dal fondo. Diciamo indicazione sia per Stefano Fabi che per Alessandro Rossi. Kelly di testa verso Zei, all'indietro per Napolitano. Nesti, Kelly, Mernacai, servito Scarpelli, pallone per nessuno se non per Proromo che di esterno destro fa viaggiare Mancini, da questi a De Angelis, può distendersi la Vigor Perconti, doppio rimpallo su Patrignani, prima su Mernacai, poi Proromo mette giù, prova a proteggere il possesso, non ci riesce, la scivolata di De Angelis su Bravi, la rimessa, dice l'assistente di linea, e per la Sestese non è d'accordo Damiano De Angelis, numero 10 e capitano della Vigor Perconti. Intanto è rimasto a terra, lo vedete, Nicolò Bravi con la maglia numero 20, centrocampista della Sestese, dopo il tocco precedente da parte di De Angelis, che ancora va a spiegarsi, questa volta con il quarto uomo, che lo ricordiamo è Marco Costa della sezione di Busto Arsizio. L'indicazione del recupero, vedremo quanto sarà. Tanto si può riprendere.
Un minuto di recupero, altri 60 secondi dunque, che iniziano in questo momento con la Sestese in possesso di palla. Gaffarelli dentro, c'è la chiusura di Gaglione. Russo alza verso Proromo, Ferla, fallo su Ferla di Mernacai. Proromo vorrebbe battere subito, ma non c'era un compagno da servire in posizione buona. Panetta, servizio lungo, Gaffarelli di testa, ancora Gaffarelli, attenzione perché adesso la Sestese si apre il campo davanti, arriva il duplice fischio dell'arbitro tra le proteste dei tifosi e anche della panchina della Sestese, che avrebbe voluto completare l'azione. Comunque si va al riposo sul punteggio di 1-1 tra Vigor Perconti e Sestese, vantaggio Sestese con Fiorentino all'11°, il pareggio capitolino realizzato da Santoro. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa, prima però vi facciamo ascoltare le parole del team manager della Sestese Domenico Rossi e del presidente della Vigor Perconti Maurizio Perconti, e poi ci sentiamo per i secondi 45 minuti. Domenico Rossi, ultimo atto per la Sestese, è stata una stagione lunga, piena di impegni, complessa, si arriva all'ultimo atto qui a Guidonia Montecelio. Innanzitutto che stagione è stata? Sicuramente bella, positiva. Sì, è stata una stagione positiva, intensa, parecchio intensa. Ci avevano già dato per, come si dice, dalle nostre parti spacciati, però siamo riusciti a risalire, a evitare il +7 in cui eravamo finiti, a finire a +2, che per noi insomma è stato molto importante, a vincere scontri diretti importanti, a entrare nelle fasi nazionali, a fare questa lunga cavalcata e poi ci ha portato fino a qui. La Sestese, lo ricordiamo, è espressione di Sesto Fiorentino, peraltro siete campioni in carica uscenti. Questo vuol dire che è un progetto che al di là nel corso del tempo ha avuto un successo anche reiterato. Sì, questo è un biennio che è iniziato l'anno scorso, un biennio molto importante e speriamo oggi di concludere nel miglior modo possibile, insomma. Oggi siamo qui a Guidonia Montecelio, questo format per questa fase finale, insomma, piace anche alle società, sì o no? Sì, questo è un format veramente bello, importante, ci fa sentire anche noi dilettanti professionisti, fra virgolette, e quindi insomma dobbiamo ringraziare un po' tutte le persone che gravitano intorno a tutto questo che vediamo in questo momento, insomma. Le chiedo in chiusura il futuro della Sestese, al di là di questa partita ovviamente, perché siamo sul finale, si chiude la porta 2025-2026, ma già si apre quella per la prossima stagione. Il nostro obiettivo è portare tutti questi giovani, la maggior parte di questi giovani nella nostra prima squadra e nelle prime squadre insomma toscane, e crediamo di aver fatto un bel lavoro in questo biennio e speriamo che nei prossimi bienni di poter continuare, insomma. Maurizio Perconti, è inutile dire che c'è sempre un po' di emozione, è la quinta finale per il vostro sodalizio, ma l'emozione è sempre la stessa? Fortunatamente sì, fortunatamente mi è rimasto nel cuore questa passione e quindi per me è sempre la stessa. Raggiungere questo traguardo è come la prima volta. E per i ragazzi della Vigor Perconti che cosa pensa voglia dire arrivare ad un'altra finale? Ai ragazzi devo dire solo grazie, al mister, ai ragazzi, ai genitori dei ragazzi, sono stati favolosi dall'inizio alla fine. È stata una stagione lunga, intensa, che aveva portato fino a qui, evidentemente conseguenza del lavoro buono fatto dal vertice fino ai giocatori in campo. Beh, sicuramente qualcosa di buono abbiamo fatto, poi lo lascio dire agli altri, noi abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare, poi adesso ce l'hanno messa tutti i miei collaboratori, i ragazzi, tutto. È una bella cosa, un bel traguardo.
Prima parlavamo un po' con il suo vicepresidente della storia di questa squadra che parte da lontano, parte dal 1983 addirittura. Ci racconta in pillole quella che è la storia della Vigor Perconti? Beh, inizialmente abbiamo iniziato, io giocavo pure io a livello dilettantistico, avevamo una squadra cioè di grandi. Poi dopo nel 1983 ho formato la Vigor Perconti prendendo anche un settore giovanile del quartiere che si chiamava Vigor e quindi la mia si chiamava Perconti e quindi è diventata Vigor Perconti. E da quel momento abbiamo fatto, diciamo, dei passi da giganti perché noi stavamo poi in un quartiere dove c'erano tutte società rinomate, noi eravamo piccolini, facevamo i provinciali e piano piano siamo cresciuti.
I know you want me. You know I want you too. Tornati per il secondo tempo di Vigor per Conti Sestese, la partita che conclude questa 3 giorni a Guidonia Montecelio. In palio il titolo di juniores regionali under 19. 1-1 dopo il primo tempo, Sestese avanti con Fiorentino all'11°.
Vigor per Conti che ha raggiunto la parità intorno alla mezz'ora con la rete di un difensore, Santoro. Ed è proprio la Vigor per Conti che darà il via alle ostilità in questo secondo tempo. Non ci sono state sostituzioni, allora tra poco faremo il riepilogo dei 22 uomini in campo. Si aspetta il fischio di Alessandro Copelli della sezione di Mantova, che dà un'occhiata al suo cronometro, anzi due, e poi darà il via alle ostilità. In questo momento si riprende e dunque altri 45 minuti per decidere chi sarà a portarsi a casa il tricolore per gli juniores regionali. Andiamo a riepilogare le due formazioni in campo, Sestese con Fantini, Trepali, Scarpelli, Mernacai, Kelly e Napolitano in difesa, Bravi, Gaffarelli e Zei a centrocampo, Onesti alle spalle di Patrignani e di Fiorentino, Vigor per Conti con Eliseo, Roselli, Santoro, Gaglione e Mancini in difesa, Proromo, Russo e Cerrato a centrocampo, Panetta, Ferla e De Angelis in attacco. Ovviamente sulla panchina della Sestese siede Alessandro Rossi, Stefano Fabi su quella della Vigor per Conti. Vi avevo detto l'arbitro, Copelli di Mantova, Pisani di Nocera Inferiore e Lemos di Nola sono i due assistenti, Costa di Busto Arsizio il quarto uomo. Tantissimo pubblico, come avevo detto nel primo tempo, allo stadio Città dell'Aria, quasi tutta esaurita la tribuna qui sotto la nostra postazione, con la Sestese che riparte con Bravi, prova l'apertura sul palo lungo dove però ci sono solo giocatori della Vigor per Conti che allontanano, e poi c'è la posizione di fuorigioco segnalata a Proromo, ma si prosegue perché il pallone ce l'ha la Sestese con Gaffarelli, tiro di destro un po' pretenzioso, respinto. Allora Mernacai ancora per Gaffarelli per provarci ancora, Bravi, Patrignani, lui e Russo sono i due ammoniti nel primo tempo, un giallo per parte. Dunque Cerrato prova il dribbling, non riesce, Napolitano, Zei, Roselli lo chiude, Proromo cade a terra, Proromo cerca di far calambolare il pallone sulle gambe di Napolitano, non ci riesce, avrebbe voluto a quel punto con un equilibrio precario il massimo, ovvero la rimessa laterale, non è riuscito ad ottenerla. Napolitano si sgancia in proiezione offensiva, c'è Nesti a fianco a lui, il pallone per il numero 8 va al traversone, Sbilenco sopra la rete della porta di Eliseo. Dunque 1-1 e come in tutte le altre partite che vi abbiamo raccontato, lo ricordiamo, sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti non sono previsti tempi supplementari, in caso di parità si andrà direttamente ai tiri dal dischetto. Kelly anticipa Ferla, va da Fantini, il rilancio nel cerchio di centrocampo, scavalca due giocatori, sia Russo che Nesti, e poi c'è posizione di fuorigioco da parte segnalata a Patrignani che lascia lì il pallone, calcio di punizione per la Vigor per Conti. Panetta rientra sul sinistro, la chiusura di Mernacai, a cui nel primo tempo era stato annullato un gol per posizione di fuorigioco segnalato dall'assistente di linea. Zei apre sulla destra dove Scarpelli non passa e allora riparte la Vigor. C'è Proromo tutto solo da questa parte, De Angelis non se ne avvede, atterrato da Bravi, il fallo c'è. Qualcuno dalla tribuna chiede il cartellino giallo, anche in questo caso cartellino che non esce dal taschino del signor Copelli di Mantova. Calcio di punizione in favore della formazione capitolina. Panetta sul punto di battuta, sempre con il mancino.
dentro verso Santoro, lo scontro con Fantini, rimane a terra il difensore che forse è stato colpito alla testa in anticipo. Fantini, anche lui a terra. L'importante è che non sia nulla di grave né per l'uno né per l'altro, più un problema alla gamba per Santoro che si è già rialzato, qualche problemino in più forse alla spalla per Stefano Fantini, portiere classe 2007 del Sestese. Gioco fermo dunque, allora ne approfittiamo anche per fare un riepilogo di quelle che sono le possibili sostituzioni, visto che ci sono alcuni giocatori che si stanno scaldando. Nella Sestese c'è Tabani, il secondo portiere, Atuman, Biscardi, Cesarano, Menchetti, Pecori, Verzicco e Ferro. Caciotti, Cocchieri, Cellupica, Carnovale, Simone Cascioli, Cristiano Cascioli, Ruberto, Pasquali e Franzi le alternative per Stefano Fabi. Si può riprendere, per fortuna nulla di grave per Stefano Fantini che riprende il suo posto tra i pali e fa ripartire Napolitano. Ottimo il dribbling su Panetta, rischiando anche qualcosa. Si distende il numero 16, poi non passa però il suo servizio. Russo, Panetta, Proromo, ma per sua fortuna alle sue spalle ci sarebbe Russo, anticipato però da Bravi che aveva capito le intenzioni del giocatore in maglia bianca. La battuta con le mani è di Roselli. Proromo, Patrignani, anche lui ha capito le intenzioni del numero 7, dell'altro numero 7, e ha recuperato per la Sestese. Nesti, Zei con le mani, ma bisogna rettificare il punto di battuta. Zei aveva guadagnato parecchi metri, allora arriva, come vedete, Napolitano verso Patrignani. Scarpelli, vertice dell'area, Scarpelli, traiettoria bassa, allontana Cerrato, dove però c'è solo Mernacai. Che lascia che a battere sia forse Scarpelli, si era avvicinato addirittura a Patrignani, però insomma normalmente agisce in tutt'altra zona di campo. Fa passare Bravi, Patrignani, ma è attento alle sue spalle Mancini. Proromo, Roselli per Panetta, di prima intenzione, apre verso Ferla, di testa Mernacai in anticipo. Cerrato mette il corpo a protezione del pallone ed è bravo perché riesce a tenere il possesso. Russo fa girare verso Santoro, da questi ancora a Panetta, molto cercato il numero 11 in maglia bianca. Arriva la chiusura però di Kelly, molto bravo, e poi si prende anche una licenza offensiva, si sgancia il capitano della Sestese. Nesti, servizio è proprio per Kelly, trovato all'interno addirittura dell'area di rigore. Kelly va a terra ma non c'è fallo, e allora attenzione a Scarpelli in extra possesso. Scarpelli chiuso da Mancini, duello tra numeri 3, ma c'è fallo di Scarpelli su Mancini. Ottimo il pallone di Nesti che aveva intuito quelle che erano le intenzioni del capitano, del proprio capitano, e lo ha trovato con una parabola morbida. Poi però Kelly non è riuscito a concretizzare il servizio del compagno di squadra. Santoro, Mancini mette giù, De Angelis va via. De Angelis trattenuto da Scarpelli, ancora via De Angelis, stavolta messo a terra.
c'è il fallo, il calcio di punizione. Ancora non ci sono state sostituzioni. Eccolo qua, il numero 10 della Vigor Perconti, Damiano De Angelis, che si è rialzato. Intanto le panchine continuano gli esercizi di riscaldamento, anche se la giornata è già di per sé abbastanza calda. Panetta, sempre lui, ed ecco come si dispongono le due squadre. La Sestese in fase difensiva, la Vigor Perconti per provare a pungere. La traiettoria di Panetta morbida, sale Santoro e attenzione la girata e il gol di De Angelis in spaccata. Damiano De Angelis, sorpasso Vigor Perconti con una grande giocata del proprio capitano. Cambia il punteggio, allarga le braccia, grandissimo gol di Damiano De Angelis. Al 56esimo, rimonta completata da parte della formazione capitolina. La palla morbida di Panetta, c'è stata la sponda di Gaglione e poi la sfera che è rimasta lì. De Angelis, eccola qua, rivediamo l'azione in spaccata con il sinistro, ha battuto Fantini imparabilmente. Rivediamo la battuta, il colpo di testa a metà tra Santoro e De Angelis, poi il pallone è rimasto lì, l'assistenza di Ferla e la spaccata di De Angelis. Dunque Vigor Perconti 2, Sestese 1. Sestese che era passata in vantaggio con Fiorentino, il pareggio di Santoro e adesso il sorpasso di De Angelis. E sta per entrare Francesco Carnovale nella Vigor Perconti, ma intanto seguiamo Patrignani. Patrignani, limite dell'area di rigore, passa il pallone, non lui. Scarpelli, extra possesso, sfera dentro, Nesti, controtempo, Panetta anticipa Patrignani e poi Napolitano verso Eliseo. Si prepara un cambio anche nella Sestese. Che ovviamente non ci starà ad abdicare, ricordiamo Sestese campione in carica, allo scudetto infatti sulla maglia rossoblù accanto al logo. Per la Vigor Perconti in caso di successo sarebbe la quarta affermazione. Dopo i successi del 2011-2012, del 2014-2015 e del 2015-2016. La Sestese invece nel 2024-2025 ha raggiunto il tricolore. De Angelis il sinistro, debole, para Fantini ma strappa applausi il capitano della formazione romana. Gaffarelli in mezzo a due, Kelly, Nesti, Bravi, Zei, Patrignani, molto largo, prova a puntare Mancini, Patrignani, pallone dentro, Eliseo e poi Nesti, palo di Nesti. Sestese vicina al gol del 2-2 con il palo di Nesti. Stanno per entrare due giocatori nella Sestese. Si tratta di Verzicco e di Atuman. Patrignani, poco fa Nesti ha centrato il montante destro di Eliseo, facendo passare un brivido sulla schiena dei tifosi della Vigor Perconti, che sono in festa da qualche minuto, da 3 per la precisione, da quando De Angelis ha trovato il gol del 2-1. Pronti Verzicco e Atuman nella Sestese, Carnovale nella Vigor Perconti, e dunque tra poco inizieranno
i cambi all'ora di gioco di fatto. Non riusciamo a vedere i numeri perché il tabellone è luminoso solo su un lato. L'assistente calcio sostituisce con il numero 8 Gianluca Nesti, il numero 19 Nella Vigor per Conti fuori Russo ammonito, dentro Carnovale. Fuori, se non erro, anche Bravi nella Sestese e dentro Verzicco. Proviamo a fare un po' d'ordine. Dovrebbero essere usciti Nesti per far spazio ad Atuman e Bravi per far posto a Verzicco e Carnovale al posto di Russo nella Vigor per Conti. Sestese a trazione decisamente anteriore. Con Patrignani che è venuto a sinistra, Michi Atuman a destra, in mezzo Fiorentino. Per quanto riguarda la Vigor per Conti, il cambio non modifica quasi nulla perché Carnovale ha preso esattamente il posto sul terreno di gioco che aveva Andrea Russo. Tanto sale l'incitamento dei sostenitori della Vigor per Conti, in massa arrivati qui a Guidonia per sostenere la formazione di Stefano Fabi. Gaffarelli, l'apertura per Patrignani che arriva sulla sfera, 1 contro 1 con Roselli. Patrignani fuori gioco, pescato in posizione irregolare il numero 7 della Sestese e mette giù il pallone. Calcio di punizione per la Vigor per Conti quando siamo al minuto 63 del match. Se n'è andata un'ora di gioco, poco meno di mezz'ora, con la Vigor per Conti avanti 2-1. Rilancio di Eliseo. Gaffarelli è cerrato di testa. Arriva Atuman prima di De Angelis. Primo pallone per Michi Atuman. Prova ad andare via, lo chiude De Angelis. Fiorentino protegge la sfera, ma è molto bravo Gaglione a chiudergli la strada e concedere solo la rimessa con le mani. Dunque 2 cambi per la Sestese, 1 per la Vigor per Conti, che potrebbe effettuarne una tra poco. Tanto protesta De Angelis perché avrebbe voluto, anzi Ferla avrebbe voluto un tocco di mano di Kelly non ravvisato dall'arbitro. Patrignani fa passare Verzicco, il rilancio, c'è Kelly in copertura su Ferla, bravo, ma con un fallo a gamba tesa probabilmente sul capitano della Sestese. Era stato astuto però prendere il tempo Ferla su Kelly, ravvisata irregolarità. Secondo cambio, Cristiano Cascioli sta per entrare nella Vigor per Conti, esce proprio Ferla, Cristian Ferla, ed entra Cascioli. esce con il numero 9 Cristian Ferla ed entra con il numero 17 Cristiano Cascioli. Cascioli al posto di Ferla, in panchina c'è anche Simone Cascioli a disposizione
di Fabi. Calcio di punizione battuto da Fantini, sale di testa Roselli che non permette che la sfera arrivi dalle parti di Patrignani. Verzicco, la sponda, Patrignani per Zei che svirgola il destro da buona posizione. Era riuscito la Sestese a liberare il proprio numero 10 per la battuta a rete. Collo esterno destro, troppo esterno e poco collo evidentemente. Il pallone che si è perso sul fondo. Il rilancio di Eliseo, dunque 2 sostituzioni per parte già effettuate. Eliseo, Kelly, pallone per Proromo. La sfera che non passa. Cascioli prova ad andare sul pallone napolitano. Va a terra. E c'è il pallone che ritorna alla Sestese. Patrignani. Va via Patrignani. Roselli gli tocca il pallone quel tanto che basta per permettere al compagno di squadra di chiudere in fallo laterale. Eliseo, rimessa dal fondo. Ambulanza chiamata. Kelly chiude su Proromo. Rimessa con le mani in favore della Vigor Perconti. Roselli per Cascioli. Roselli, Patrignani, Proromo, Cascioli, va via, o almeno prova a farlo. Cascioli, la palla resta lì, vicino alla bandierina del corner. Roselli, rimette al centro dove c'è Panetta che alza un campanile e poi svirgola Zei che si complica la vita. Cascioli va con il destro di prima intenzione. Pallone fuori, cooling break. Le 2 squadre si fermano per rinfrescare. Le 2 squadre si rinfrescano, questa è la Sestese sotto 2-1, la Vigor Perconti avanti dunque e che potrebbe fare poker di successi in questa finale scudetto per l'Under 19 regionale. In questo momento la Sestese mancherebbe il bis dopo la vittoria della scorsa edizione.
Si ritorna sul terreno di gioco per i minuti restanti, per l'ultimo quarto di gara. Intanto c'è un cambio che forse è doppio nella Sestese. Stanno per entrare Menchetti e Cesarano. Esce certamente Napolitano per Menchetti. E poi, se non abbiamo visto male, dovrebbe uscire con la maglia numero 10 Zei per il numero 4 Cesarano. La Sestese sostituisce il numero 10 Matteo Zei. 4 sostituzioni per la Sestese, ne manca una, 2 effettuate dalla Vigor per Conti. E sostituisce il numero 16 Andrea Napolitano con il numero 18 Marco Menchetti. Atuman. Converge Atuman, ma poi viene fermato. Cascioli prima di Cesarano. Gioco fermo, punizione per la Vigor per Conti. Calcio di punizione già battuto, Cascioli anticipato da Kelly, non se le mandano a dire i due. Recupera palla la Sestese, la perde però Menchetti, che poi lascia spazio a Panetta che calcia al lato. Intanto sulle tribune dello stadio Città dell'Aria anche Daniele Pistillo, oggi giocatore del Notaresco, con un passato proprio nella Vigor per Conti, evidentemente curioso di sapere se la sua ex squadra ce la farà ad aggiudicarsi questo titolo nazionale. Giocatore di proprietà del Pineto, in prestito in questa stagione a Notaresco, girone F di Serie D, ma di proprietà del club biancazzurro che milita nel girone B di Serie C. Intanto ancora seguiamo la partita con la Sestese che non passa perché c'è la chiusura da parte di Roselli, poi Cascioli e Kelly, è un duello all'ultimo respiro quello tra i due. Cascioli è entrato da poco e non vuole lasciare nulla ai toscani, va a pressare su tutti. Gaffarelli fa viaggiare Cesarano. Il traversone completamente sbagliato da parte di Scarpelli. È chiaro che in questo momento, anzi si trattava di Menchetti, in questo momento prevale anche un po' la stanchezza. Siamo al termine di una stagione lunga, logorante, l'abbiamo detto, vale un po' per tutte le squadre che avete visto, seguito in questi giorni in nostra compagnia, sia nel calcio femminile che in quello maschile. Siamo quasi siamo in chiusura della stagione 2025-2026, ma tra poco sarà di nuovo tempo di apertura della nuova stagione. Menchetti, Gaffarelli, il servizio per Menchetti preso in controtempo, non riesce a tenere il pallone in campo. Ultimo quarto d'ora di gioco.
con la Vigor Perconti avanti 2-1. Ricordiamo, per chi si fosse messo in visione all'ascolto da poco, la sequenza delle reti: vantaggio Sestese all'11° con il colpo di testa di Fiorentino, pareggio al 29° della Vigor Perconti con Santoro, e poi al 56° il gol che sta decidendo la sfida del capitano della Vigor Perconti, Damiano De Angelis, in spaccata all'interno dell'area di rigore. Attenzione a Cascioli che colpisce male una sfera che vagava dalle sue parti. Tentato quello che sarebbe stato un gran gol, l'intenzione era di altissimo profilo, la realizzazione un po' meno. Cesarano, Patrignani, va via Patrignani, Menchetti per Verzicco, il duello con Roselli, pallone dentro, allontana col numero 15 Carnovale. Determinante il suo intervento, soprattutto il suo posizionamento, aggiungerei. Patrignani, lato corto dell'area di rigore, lo scarico per Gaffarelli, Gaffarelli il destro, passa non lontano dalla porta, però aveva letto la traiettoria Alessandro Eliseo e ha lasciato sfilare. Entra Pasquali nella Vigor Perconti, si sta per togliere la pettorina al posto di Panetta. Esce con la maglia numero 11 Gabriele Panetta, entra con la maglia numero 19 Francesco Pasquali. 11 Gabriele Panetta con il numero 19 Francesco Pasquali. Ovviamente al termine della partita, come anche in questi giorni vi abbiamo abituato, per chi ci ha seguito, le immagini della festa e le interviste post gara ai due allenatori, ma non solo. Menchetti va via in mezzo a due uomini, poi cade a terra Cerrato e lì rimane. Pasquali appena entrato, trattenuto da Cesarano. Rimessa con le mani, fa cenno l'arbitro. Se ne occupa Atuman. Gaffarelli, pensieroso Rossi sulla propria panchina. Fabi invece stimola i suoi a non abbassare l'attenzione adesso che la sua squadra è in vantaggio 2-1. Patrignani ha provato il colpo di tacco che non è riuscito, il pallone che è sfilato sotto al suo piede destro. Recupera Eliseo con tutta calma. 12 minuti e 30 più recupero al termine della partita. Se non dovessero esserci cambiamenti, la Vigor Perconti vincerebbe questo titolo nazionale under 19 regionale. Mernacai esce vittorioso da un contrasto plurimo. Menchetti quasi incespica sulla sfera. Gaffarelli, Cesarano prova il dribbling, è bravo a limitarlo Cerrato, che poi non trova Cascioli, che però fa segno di aver apprezzato l'intenzione del compagno di squadra. Fantini, Gaffarelli, Patrignani, si dimentica il pallone. Pasquali prova ad andare via, poi Patrignani in chiusura è attento, guadagna la rimessa con le mani, battuta Atuman, sguscia Atuman, c'è Patrignani, ma c'è soprattutto il cartellino giallo per Francesco Proromo, che ha trattenuto in maniera vistosa il numero 7 della Sestese. Cambio nella Vigor Perconti, entra anche Simone Cascioli, fuori Proromo. La Vigor Perconti sostituisce il numero 7 Francesco Proromo con il numero 16 Simone
4 sostituzioni a testa per i due allenatori. Punteggio 2-1, lo vedete in grafica. Ultimi 10 minuti, calcio di punizione per la Sestese. Gaffarelli. Pallone che entra in area di rigore, sale di testa Santoro e concede il corner, che è il numero 2 per la Sestese. Un solo tiro dalla bandierina per la Vigor Perconti. Gaffarelli. Tanto rimangono Cristiano Cascioli e Cesarano, gli unici due quasi nel cerchio di centrocampo, un giocatore per parte, 1 contro 1 potenziale per la Vigor Perconti qualora riuscisse a recuperare il possesso della sfera. Ma seguiamo questo calcio d'angolo. Gaffarelli, parabola arcuata. Pallone dentro, Patrignani di testa, forse anche leggermente ostacolato dal compagno di squadra Verzicco. Eccolo qua. Patrignani che è andato al colpo di testa, ma aveva avuto la stessa idea anche Verzicco. E alla fine la traiettoria è risultata non pericolosa per Eliseo. Cascioli, Simone, Cesarano, Verzicco, chiama Menchetti a salire, poi lo serve. Menchetti prende tutto l'out destro, Menchetti va via, c'è corner. Terzo tiro dalla bandierina per la Sestese. Come al solito va Gaffarelli per i piazzati, soprattutto adesso che non c'è più con la maglia numero 10 Zei, che aveva battuto un paio di calci di punizione interessanti nel primo tempo. La battuta sul primo palo, palla respinta, c'era stata la girata di Fiorentino. Cascioli, Cristiano, la palla gli resta un po' sul piede destro e allora la Sestese ha buon gioco, poi colpisce un avversario, Cristiano Cascioli. Partita già ricominciata. Patrignani, dopo che Roselli ha allungato la traiettoria, Patrignani in 2 su di lui. Patrignani vuole la linea di fondo, ma arriva la chiusura di Roselli. Colpo di testa di Mernacai. Simone Cascioli per Cristiano Cascioli che va via, messo giù, cartellino giallo per Kelly. 4 ammoniti, 2 per parte, Kelly e Patrignani nella Sestese, Russo e Proromo nella Vigor Perconti. Nella Vigor però i 2 ammoniti non sono più in campo perché Andrea Russo ha lasciato il posto a Carnovale e Proromo poco fa a Simone Cascioli. Proprio Carnovale va alla battuta del calcio di punizione, chiama proprio il movimento dei compagni di squadra. Il servizio Atuman, ma c'è Pasquali, fallo in attacco di Cascioli su Atuman, che poi allontana Pasquali, diciamo non proprio con i guanti bianchi, per permettere a Fantini di riprendere subito le ostilità. Cesarano, Gaffarelli, cerchio di centrocampo, Cascioli va a ringhiare su di lui, da una buona idea perché De Angelis
ha recuperato con l'aiuto proprio dello stesso Cristiano Cascioli, che vuole chiudere il triangolo con il proprio capitano. Arriva Gaffarelli che tiene il pallone in campo ed è bravo anche a servire solo per un attimo il compagno di squadra. Il tiro di Cascioli rimpallato, allora la Sestese può andare ad un altro tema offensivo. Stiamo per entrare nel minuto 86 di gioco, tra pochi secondi. Menchetti, Scarpelli, ancora Menchetti, traversone, Pasquali fa sfilare, poi è bravo a rimediare, addirittura a lanciarsi, ma Atuman è più veloce di lui. Poi Pasquali rimedia, un cartellino giallo per una trattenuta su Atuman. E come detto, è chiaro che adesso la tensione si sente ancora più forte mentre sale l'incitamento dei tifosi della Vigor Perconti. Roselli alla battuta con le mani, Cerrato di prima intenzione, attenzione perché c'è l'errore di Scarpelli. De Angelis in area di rigore, De Angelis strozza il diagonale mancino. Ed era una buona opportunità questa per la Vigor per triplicare. Kelly, la sgroppata di Kelly, Atuman, Cerrato, poi Patrignani, Scarpelli, ancora Patrignani. Verticale per Fiorentino, Fiorentino spalle alla porta, Menchetti sul secondo palo, ma impraticabile questo traversone per Verzicco. Il rilancio di Eliseo verso Pasquali, Gaffarelli, Menchetti all'indietro dove c'è Scarpelli, ancora Menchetti, Cesarano, Verzicco, vertice dell'area di rigore, Menchetti, Cesarano, ancora Menchetti, zona centrale per Gaffarelli che prova con il destro in due tempi, controlla Eliseo, si prende tutto il tempo a disposizione Eliseo perché sa che il cronometro gioca a favore della Vigor Perconti, avanti 2-1 in questa finale nazionale per quanto riguarda il campionato juniores regionale. Ultimo atto di questa 3 giorni a Guidonia Montecelio, si chiuderà proprio con la premiazione della vincente di questa categoria. Gaffarelli chiama Menchetti, il servizio per lui, arriva la chiusura di Mancini in calcio d'angolo, quarto corner per la Sestese, 1 battuto dalla Vigor Perconti, ancora Gaffarelli, parte la traiettoria. Fiorentino di testa, Mernacai, il sinistro altissimo, che occasione fallita da Mernacai al minuto 89. Un'opportunità potenziale, anche qualcosa in più per la Sestese. Vediamo la battuta del corner, la sponda sul primo palo,
da parte di Fiorentino, e poi Mernacai sul sinistro, pallone davvero altissimo, colpito male dal centrale difensivo della Sestese. Cesarano, Gaffarelli, Atuman, Patrignani, trattenuto, fallo per la Sestese, fallo di Carnovale e anche Crampi. 5 minuti di recupero che iniziano in questo momento, altri 300 secondi da giocare tra Vigor Perconti e Sestese. Ultimo titolo in palio in questa 3 giorni, intensa, bella, che abbiamo mostrato sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Ovviamente al termine le interviste in campo e la cerimonia di premiazione della società si porterà a casa il titolo. Calcio di punizione affidato ad Andrea Gaffarelli. Resta solo Fantini dietro, Gaffarelli, pallone dentro, Kelly non arriva di un soffio, palla che sfila sul fondo e la Vigor Perconti dunque può rimettere il pallone in gioco e che la vittoria si avvicina, la sentite probabilmente nei rumori di fondo dei sostenitori della Vigor Perconti. Patrignani prova ad andare via, ma Simone Cascioli entra sia su di lui che su Atuman. Pallone rimesso in gioco, ma i toscani lo perdono con Verzico che si gira male. Poi Mernacai per Patrignani, Scarpelli, ormai sono saltati tutti gli schemi, Cerrato ad interrompere tutto, Patrignani ancora, Cesarano, Menchetti, vince un rimpallo, Menchetti esterno della rete. Era stato fortunato Menchetti perché il pallone gli era tornato sul piede destro in maniera rocambolesca, poi è stato bravo nel diagonale, non abbastanza però a far male ad Eliseo. Va Simone Cascioli alla rimessa con le mani. Cesarano interrompe tutto. 93 minuti se ne sono andati. Verzicco per Menchetti, punta l'avversario, Menchetti all'interno dell'area di rigore, la spaccata di Cerrato che si è frapposto su tantissime opportunità. È stato un uomo fondamentale nella Vigor Perconti. Gaffarelli troppo alto per Verzicco. Intanto vedete la panchina della Vigor che è a metà tra i festeggiamenti e le ultime indicazioni per Carnovale in questo caso, ma non solo. Come detto, sarebbe poker per la Vigor se riuscisse a portare a casa questo titolo. Sarebbe la 4ª volta per la società capitolina. Atuman non passa. Ultimo minuto di gioco. Cristiano Cascioli va via a Mernacai. Cascioli in area di rigore. Cascioli in diagonale. Fantini. De Angelis non vuol far, anzi sì, vuol far uscire il pallone per guadagnare tempo. Cade anche a terra e mancano 40 secondi al termine
anche dei 5 di recupero, con la Vigor che è ad un passo dal successo. De Angelis tiene lì il pallone vicino alla bandierina, più lontano possibile dalla propria porta. Il contrasto e la palla che torna alla Sestese. Vediamo se ci sarà possibilità di un ultimo assalto. Arriva il triplice fischio. La Vigor per Conti vince il campionato juniores regionale battendo 2-1 la Sestese. Una vittoria in rimonta per la formazione di Stefano Fabi, che adesso va ad esultare sotto i tanti tifosi arrivati dalla capitale per seguire la propria formazione. Le reti all'11° della Sestese con Fiorentino, il pareggio della Vigor per Conti alla mezz'ora con Santoro, il gol vittoria al 56esimo porta la firma di Damiano De Angelis. Queste le immagini della festa della Vigor per Conti, che come detto per la 4ª volta vince questa competizione. La Sestese dunque è costretta ad abdicare, a lasciare il tricolore alla formazione romana, che festeggia e continueranno i festeggiamenti, perché tra poco ci sarà il palco con la premiazione, con il trofeo, e allora noi lì ci spostiamo. Restate con noi mentre vi gustate le immagini della festa, tra poco le voci post gara.
Presidente Giancarlo Abete, è finita questa 3 giorni, festeggia la Vigor per Conti, hanno festeggiato altre squadre, il presidente della LND a compendio di questa esperienza a Guidonia, che dice bilancio positivo? Bilancio positivo sul versante organizzativo, sul versante della partecipazione, anche oggi una grande partecipazione anche di pubblico, di tifoseria, belle partite, tutte molto tirate, quest'ultima ancora più tirata rispetto alle altre, quindi molto intensa, e quindi il bilancio è positivo. Abbiamo cercato con questa iniziativa di dare una logica di sistema a una pluralità di finali che hanno un significato diverso, ma tutte rapportate alla crescita del mondo dilettantistico a livello sia maschile che femminile. Quindi questo è un format che sarà riproposto anche nelle prossime stagioni? È un format che comunque ha funzionato anche grazie alla ospitalità dell'amministrazione, della società Guidonia Montecelio, e che quindi naturalmente valuteremo insieme alla Commissione Grandi Eventi che organizza queste iniziative di riproporre nelle prossime occasioni. Presidente, si chiude la stagione 2025-2026, ma di fatto siamo a metà giugno, tra poco sarà già tempo di 2026-2027, le stagioni iniziano quasi a toccarsi. Sì, oggi sono ancora in corso alcune partite per qualificarsi e per l'assegnazione dei titoli in Serie D, e quindi stiamo ancora in piena, diciamo, assetto di struttura dei campionati, e poi naturalmente inizierà tutta la fase di iscrizione. Al di là delle problematiche più o meno presenti in tante società, quello che è importante per la Lega Nazionale Dilettanti è la tenuta complessiva del sistema. Quindi lo sforzo che ovviamente chiediamo ancora una volta ai dirigenti di società, pur in un contesto complesso da un punto di vista normativo ed economico, di portare avanti queste iniziative che hanno una valenza agonistica e sociale, cioè il fatto di avere squadre di calcio, le nostre 12.000 società e le nostre 64.000 squadre. Grazie al presidente della LND Giancarlo Abete, lo lasciamo ai festeggiamenti e diamo il benvenuto al sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo. Sindaco, per 3 giorni la sua città, che normalmente ospita una squadra di Serie C, ha visto tanto calcio dilettantesimo, ma si è divertito, immagino. Non solo io, tutta la città, perché ad accompagnare i tanti tifosi che da tutte le parti d'Italia hanno seguito questi ragazzi ci sono stati tanti miei concittadini che hanno goduto della freschezza del calcio giovanile. Il professionismo è eccitante, ma lo sport vero si fa da ragazzi, e questi hanno dimostrato quanto è bello il calcio, soprattutto quando è vissuto così, con le famiglie e con gli amici. Peraltro, possiamo dirlo, un impianto molto bello questo del Città dell'Are. Sì, questa è una cosa di cui siamo molto orgogliosi. Abbiamo trovato una società importante, il Guidonia Montecelio 1937, un presidente Fusano che ha investito moltissimo. Noi come comune abbiamo fatto un bando pubblico per rifare il manto, che è venuto benissimo, è stato premiato come il miglior manto della Lega Pro. Invece la società con fondi privati ha fatto tutto il resto, e il risultato è stato uno stadio decisamente in grado di attrarre manifestazioni di livello nazionale. La Lega Nazionale Dilettanti ci ha fatto questo onore, e noi ci candidiamo anche in futuro, se dovesse servire ancora, di dare ospitalità a chiunque. Per 3 giorni la sua città è stata un po' al centro del mondo dilettantistico, le ricadute, i benefici per l'intera sua comunità immagino siano evidenti. Sì, assolutamente, soprattutto per il clima di festa e di simpatia con cui sono venuti questi tantissimi tifosi. Oggi sono 1000 sugli spalti, ma anche nelle scorse partite c'è sempre stata una bellissima cornice di pubblico. Ormai Guidonia Montecelio è una città di calcio e siamo contenti di questo ruolo nello sport italiano. Grazie al sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, anzi lo ringraziamo per l'ospitalità anche noi, davvero. E il presidente del comitato regionale Lazio della LND, avvantaggiato, festeggia una squadra laziale, ieri aveva festeggiato un'altra squadra laziale, però uno sguardo più complessivo a questa 3 giorni a Guidonia, che è stato veramente uno spettacolo sia nel maschile che nel femminile. Sì, io sono orgoglioso di quello che ha fatto la Lega Nazionale Dilettanti con queste finali qui a Guidonia, in uno scenario splendido, uno stadio che è diventato uno stadio che non è uguale, a parte l'Olimpico a Roma, insomma, quindi direi che
che è importantissimo avere una struttura di questo genere che possa ospitare una 3 giorni come questa, che come vedete oggi ha richiamato tantissimo pubblico, ieri ce n'era altrettanto e quindi significa che è una formula vincente. Abbiamo visto la Vigor Perconti festeggiare, ci fa un po' anche uno spaccato del movimento laziale, del calcio dilettantistico. Allora, io parlo di quello giovanile perché stiamo parlando dell'Under 19 e vi dico che il Lazio, come ho detto anche in conferenza stampa e presentazione dell'evento, ha un po' nel DNA sia l'Under 18 che l'Under 19, lo dimostra il fatto che ieri abbiamo vinto il titolo con l'Under 18 e oggi la Vigor Perconti ha vinto con l'Under 19. E se voi scorrete l'albo di queste due manifestazioni vedete che i nomi delle squadre laziali sono ricorrenti. La Vigor è il quarto titolo. Esatto, ma ce ne sono anche altre società che hanno vinto, che hanno segnato questa categoria. Significa che le nostre società lavorano molto bene sia nei settori giovanili che nelle prime squadre dilettanti e che far giocare i giovani è la strada e la soluzione giusta per questo calcio dilettantistico. Grazie al presidente del Comitato Regionale Lazio Roberto Avvantaggiato, diamo il buon pomeriggio, anche se buon pomeriggio probabilmente non è per Alessandro Rossi, allenatore della Sestese. Non è arrivato il bis, in questo momento prevale l'amarezza, da domani però si apre la nuova stagione. No, ora da domani insomma, ci riposiamo un po', c'è l'amarezza più che altro vedere i miei ragazzi così, questa è una cosa che mi fa male, poi lo sport è questo, a volte si vince, a volte si perde, abbiamo fatto il massimo per vincerla, non ce l'abbiamo fatta per poco, è stata una grande finale secondo me, mi dispiace solo vederli così, poi lo sport è questo ed è giusto così. Sestese che era passata in vantaggio, poi probabilmente il gol della parità alla mezz'ora ha un po' cambiato un'inerzia che sembrava dalla vostra parte. Forse ha più cambiato l'1-0, ci siamo abbassati un po', gli abbiamo ridato campo, poi sull'1-1 hanno preso più coraggio loro, poi siamo riusciti fuori un pochino, poi abbiamo preso questo gol un po' strano, fa parte del gioco, poi non siamo riusciti a fare il 2-2 anche se abbiamo creato qualcosa, io rimango comunque orgoglioso del percorso dei miei ragazzi. Ecco, a proposito di percorso, chi arriva qui non solo nell'Under 19 regionale, anche tutte le altre squadre che abbiamo visto in questi giorni evidentemente hanno fatto un cammino molto lungo, però lastricato più di gioie che di lacrime. No, è stato un percorso bello, a partire dal titolo regionale abbiamo vinto in rimonta e poi abbiamo fatto una fase nazionale perfetta e oggi abbiamo fatto un'altra buona gara, poi la tensione, le cose, qualcosa abbiamo sbagliato, ma resto orgogliosissimo dei miei ragazzi, proprio orgoglioso. Grazie davvero grazie ad Alessandro Rossi per la sportività, il mister vincente con Stefano Fabi, a cui facciamo i complimenti, con Edoardo è il figliolo? Mio figlio, sì. È il figliolo per festeggiare questo titolo nazionale, Under 19 regionale. Mister, è la quarta volta per la Vigor Perconti. Le chiedo che cosa vuol dire per questa società vincere ancora questo titolo Under 19? Beh, è una cosa importante per la società, è importante per tutto l'ambiente Vigor Perconti che ci ha sempre sostenuto in qualsiasi momento. E quindi è importantissimo per il nostro presidente, a cui va un plauso immenso perché ci ha sempre sostenuto e penso che sia il regalo più bello che gli potevamo fare. Alle nostre spalle c'è una tribuna gremita sia dei tifosi della Sestese ma tantissimi che sono arrivati a sostenervi, sono stati, se vogliamo, anche un po' un'arma in più. Sì, assolutamente, ma ripeto, quando parlo di ambiente Vigor parlo di tutto questo che avete visto voi. Siamo veramente una famiglia e siamo contenti di aver fatto gioire un'intera società. Mister, posso chiederle, tornando un po' alla partita, se ha avuto un po' di timore dopo il vantaggio della Sestese dopo 11 minuti? Beh, sapevamo che loro erano una squadra fortissima e lo hanno, penso, dimostrato. Erano forti, lo sapevamo, hanno avuto un impatto alla gara devastante, la conoscevamo perché anche lo scorso anno hanno avuto questa tipologia di impatto. Devo dire una cosa, i miei sono stati veramente grandiosi perché resistere e pareggiare al contempo, finire il primo tempo 1-1, solo una squadra della nostra portata poteva riuscirci contro una grande Sestese. Posso chiederle una dedica per questa vittoria, a parte al figliolo che è qui e quindi magari gliela dedichiamo di default? Ma guarda, c'ho una dedica particolare a una persona e un gruppo. La persona è mister Delle Fratte che è qui vicino a me, mi ha sempre sostenuto, mi ha accompagnato in tutto il mio percorso
Lo facciamo arrivare, visto che la dedica è per una delle dediche di Mister Fabi è per lei. Allora... Mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre incitato, è sempre stato vicino e questa è una vittoria che voglio condividere con lui perché se lo merita. E poi lasciatemi dire, devo fare un'altra dedica al gruppo 2009 perché hanno perso la finale regionale. Però oggi erano qui a tifarci e quindi un pezzo di cuore è per me e spero che questa vittoria li rallegri un pochettino. Allora mister Delle Fratte chiediamo la dedica di mister Fabi, come la lascia, commosso? Oddio, non me l'aspettavo, penso che quest'anno lui sia stato il mister più importante che ci sia stato nella nostra regione, si merita questo, si merita ben altro, altri palcoscenici, persona d'oro fantastica e gli auguro il meglio per la sua vita e per la sua carriera. Intanto noi vi auguriamo buoni festeggiamenti e complimenti per questo titolo, vi attendono per la cerimonia di premiazione, un saluto anche al piccolo Edoardo. Ciao. Ciao Edoardo, grazie ad Edoardo Fabi. Intanto adesso ci sarà la premiazione della quaterna arbitrale che sale sul palco, che saranno premiati dal componente della CAN D, Saverio Scaravaglione, e sono i 4 che hanno diretto questa gara: Alessandro Copelli della sezione di Mantova, Luigi Pisani della sezione di Nocera Inferiore, Pablo Lemos della sezione di Nola e Marco Costa della sezione di Busto Arsizio, che ricevono il riconoscimento per aver diretto questa finale. Adesso è la volta della società finalista, la Sestese Calcio, che dunque abdica rispetto al successo dell'anno scorso, ma tra gli applausi degli avversari odierni e anche del tantissimo pubblico che è rimasto per seguire la premiazione della Vigor per Conti, e non solo, del tanto pubblico, un applauso meritato, perché come abbiamo sentito sia da Alessandro Rossi anche da Stefano Fabi, sono state 2 annate, quella delle 2 finaliste, piene di successi. Poi oggi festeggia una, l'altra decisamente di meno, però questo non toglie nulla a quanto hanno realizzato in campo. Peraltro si chiude la 3 giorni di Guidonia, molto bella. Consegnano le medaglie alla Sestese il presidente del comitato regionale LND Roberto Avantaggiato, che abbiamo sentito poco fa, il presidente del comitato regionale Toscana LND Paolo Mangini, il sindaco del comune di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, anche lui poco fa ai nostri microfoni, e l'assessore allo sport del comune di Guidonia Montecelio Cristina Rossi. E tra poco la Sestese si disporrà a corridoio, come oramai avete imparato a conoscere le premiazioni, per accogliere la società che vince il campionato Under 19 dilettanti, ovvero la Vigor per Conti. E come abbiamo ricordato anche in cronaca, per la Vigor per Conti si tratta della 4ª affermazione. La formazione è allenata da Stefano Fabi, che ha ringraziato anche mister Delle Fratte. Consegnano le medaglie il presidente del comitato regionale della LND Roberto Avantaggiato, anche qui il presidente del comitato regionale Toscana Mangini, il sindaco di Guidonia Lombardo e l'assessore al comune di Guidonia Cristina Rossi. A consegnare il trofeo al capitano ovviamente sarà il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, che poco fa abbiamo ascoltato ai nostri microfoni fare un bilancio, tracciare un bilancio complessivo di quella che è stata questa esperienza nel format dei 3 giorni delle finali nazionali, che abbiamo trasmesso ovviamente sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Si conclude questa 3 giorni organizzata dalla Commissione Grandi Eventi della LND. È stata un'esperienza molto bella e davvero emozionante. Questa è tutta la Vigor per Conti e il capitano Damiano De Angelis, peraltro
autore del gol vittoria del 2-1, che ha firmato la rimonta e il sorpasso sulla Sestese, che esce tra gli applausi del proprio pubblico, e tra poco ci sarà la consegna del premio. Giancarlo Abete consegna il trofeo portato anche da 2 mascotte a Damiano De Angelis e vince il campionato Under 19 dilettanti la Vigor Perconti. La società capitolina alza al cielo di Guidonia il trofeo a margine di una stagione splendida, coronata dall'ultima affermazione, che è stata ovviamente la ciliegina sulla torta, e adesso ovviamente foto di rito con il trofeo per poi fare la foto ricordo. E adesso c'è la corsa sotto il settore dei tifosi della Vigor Perconti, che attendono l'arrivo della formazione di Stefano Fabi. Vanno ancora le immagini dei ragazzi della Vigor Perconti che festeggiano ovviamente sulle note di We Are the Champions, ed è giusto che sia così. Sventano le bandiere blaugrana. Noi siamo a conclusione di questa 3 giorni dedicata alle finali nazionali della LND, che vi abbiamo raccontato in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, anche questa mattina a Piacenza Treviso su Vivo Azzurro TV. È stata un'esperienza fantastica, e allora il ringraziamento è a chi ci ha seguito in questi giorni, a chi ha seguito le finali molto emozionanti, ricche di pubblico, ricche di emozioni, anche di gol, e a compendio il ringraziamento da parte mia a tutta la struttura della Lega Nazionale Dilettanti, ovviamente a chi ha seguito le partite in streaming, all'ufficio stampa della Lega Nazionale Dilettanti, che per 2 giorni sono stati i miei angeli custodi, a Vitalo Cantore, a Salvatore Dragone, per la parte tecnica a Cristian, che è stato con me soprattutto nelle interviste in mezzo al campo, anche a Giovanni e Michela alla telecamera 1 e alla regia, mentre alle nostre spalle continua la festa meritata della Vigor Perconti. Il ringraziamento da parte mia è a tutti quelli che ci hanno seguito, sperando di avervi divertito. Io vi auguro una buona serata e una buona estate.